Flyservice ha annullato i voli, caos a Crotone, chiesta chiarezza sulla vicenda, indice puntato sulla compagnia che replica scarsa penetrazione commerciale. Impianti di risalita fermi a Lorica, c'è la neve ma non si scia, lungo l'iter del collaudo iniziato il 29 dicembre, secondo step il 9 gennaio, necessari successivamente i tempi di prova. L'agricoltura calabrese cresce, nonostante i problemi e le proteste. Sono 562 le aziende nate nel 2017. La regione ha investito 200 milioni di euro, già esecutivi i mandati di pagamento. 6 cittadini albanesi arrestati dai carabinieri a Rocca Imperiale terrorizzavano i colleghi e il datore di lavoro, imponevano scelte aziendali, decidevano le assunzioni. Imponente ed efficiente il servizio d'ordine alla questura di Cosenza che ha garantito agli oltre 70.000 cittadini di godere del concerto di fine anno. Da Reggio a Crotone, tuffo nelle acque del mare come rito propiziatorio per salutare l'inizio del nuovo anno. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque troppo pochi 47 passeggeri per volare dalla Sant'Anna. La Flyservice scarica i crotonesi addossando loro le colpe per il mancato servizio. Una decisione inaccettabile, commenta la Sacal, che annuncia azioni contro il vettore austriaco e la ricerca di nuove compagnie. Intanto i fatti purtroppo danno ragione a chi non aveva fiducia nel nuovo corso dello scalo crotonese. Sentiamo. Restano a terra i 47 passeggeri che avevano prenotato il volo da Crotone con la compagnia austriaca Flyservice. Con una mail sono stati avvisati dell'avvenuta cancellazione del volo e delle modalità di rimborso e biglietto prenotato. Dallo scalo crotonese, ufficialmente riaperto, per il momento non decollerà nessun aereo, o perlomeno non quelli del vettore austriaco. Poche prenotazioni per poter garantire il servizio. La compagnia, dunque, decide di non volare al primo ostacolo, in una situazione di incertezza che sicuramente non ha facilitato gli utenti già spiazzati dai ritardi accumulati in passato. Una vera e propria beffa che dà ragione purtroppo a chi in questi mesi non ha mai puntato un euro sull'effettiva riapertura dello scalo, nonostante i proclami e gli annunci da parte di Regione e Sacal. Già la Sacal che si è già espressa sul nuovo stop, con una risposta stizzita alla comunicazione della Flyservice. Con stupore e disappunto, scrive Sacal, prende atto della nota con la quale la compagnia aerea austriaca Flyservice ha annunciato ai passeggeri la cancellazione a causa di una scarsa penetrazione commerciale dei voli previsti in partenza dall'aeroporto di Crotone, a far data dal prossimo 8 gennaio. Nel riservarsi ogni più opportuna azione nei confronti della Flyservice a tutela dei propri diritti e della propria immagine, Sacal rende noto che proseguirà nell'attività di ripristino della piena operatività dell'aeroporto, anche mediante la ricerca di nuovi vettori, monitorando nel contempo la partecipazione delle compagnie aeree al bando della Regione Calabria, il cui termine di ricezione delle offerte è previsto per il prossimo 25 gennaio. C'è da dire che Flyservice ha abbozzato una promessa per il mese di marzo. Insomma, ci sarà ancora da aspettare e i crotonesi in tutto questo dovrebbero fidarsi e programmare i propri spostamenti attendendo i tempi e i modi di chi finora ha dato solo buca. Possibile? Chiedetelo ai 47 passeggeri rimasti a terra e costretti a chiedere un passaggio. E registriamo anche l'intervento del sindaco pugliese che dice in più occasioni il sindaco ha manifestato forti preoccupazioni e allarmi per la lentezza e l'improvvisazione con cui si è gestita la fase di riavvio dell'aeroporto crotonese, non mancando di mettere in guardia le diverse responsabilità a qualsiasi livello sui pericoli e sui rischi in cui si andava incontro con un andamento che aveva già in sé i semi della inaffidabilità. Dunque poi Pugliese continua dicendo che metteranno in campo tutti gli atti per difendere i cittadini crotonesi da questa ennesima beffa. Ricorda che ancora una volta il compito di riaprire l'aeroporto spetta e compete a Sacal, società affidataria per conto dell'ENAC. Altre cabine che rimangono a terra non sono quelle degli aerei ma quelle dell'impianto sciistico di Lorica, impianti di risalita che sono ancora chiusi. Lo sa Baldino, sentiamo. Puntuale la neve è arrivata a Lorica, paesaggio di incanto per le festività di fine anno, albergatori pronti, ma sciare neanche a parlarne. Era stato il governatore Mario Oliverio lo scorso novembre ad annunciare l'accordo sottoscritto tra i soggetti interessati e l'impresa Bartolet al fine del collaudo propedeutico alla disponibilità dell'impianto entro le festività natalizie. Di fatto nel cuore della Sila tutto è fermo. Cos'è successo? La ditta sta eseguendo i lavori, in buona parte già li ha completati e sono state avviate il giorno 29 le operazioni di collaudo. Adesso le stesse proseguiranno, un'altra visita è stata prevista per il 9 gennaio. I collaudatori hanno avviato l'acquisizione dei documenti propedeutici proprio alle prove tecniche.
Una parte di prove sono già state eseguite e le altre sono state rinviate al giorno 9. I collaboratori nominati dal Ministero, dall'USTIF, procederanno alle prove come per legge e l'esito di queste prove stabiliranno sicuramente un periodo di pre-esercizio e poi penso si potrà partire con la stagione vera e propria. Obiettivo è la sicurezza. L'obiettivo è la sicurezza sempre. Noi stiamo provando, ma non solo noi, c'è la Regione Calabria, il curatore fallimentare, l'amministratore giudiziario, stanno facendo di tutto per cercare di ridurre i tempi per un'operazione che è prevista per legge, alla quale non si può e che non può essere evitata in nessun modo. Insomma, al momento sembra che anche questo inverno bianco sarà solo da guardare e non da vivere a Lorica. La buona notizia arriva invece dall'agricoltura, cresce il comparto calabrese nonostante problemi e proteste, sono più di 500 le aziende che sono nate nell'ultimo anno. Sentiamo. L'agricoltura traina la ripresa in Calabria, il dato che mette d'accordo tutti gli analisti economici. D'altronde in questa regione c'è stato un vero e proprio ritorno alla terra. I ragazzi che non sono andati via hanno scommesso sull'innovazione nei campi. Dalla cittadella rivendicano un investimento importante. Noi abbiamo speso oltre 200 milioni di euro già spesa e certificata. Il problema è quello di sempre, e cioè i soldi non arrivano. Io vado a Roma e Roma dice che la Calabria è una di quelle che ha pagato di più. Vengo qui e ci stanno le difficoltà. Il problema che c'è stato quest'anno è il problema del sistema informatico nazionale, perché noi quando facciamo i pagamenti mandiamo gli elenchi per essere controllati a Roma, il sistema informatico, e lì si ferma. Un comparto che fatica, cerca di imporsi con i prodotti a chilometro zero, lotta contro le contraffazioni, concorrenza che arriva dall'estero e burocrazia lenta. Qualche passo in avanti si è registrato per quanto riguarda l'indennità compensativa. Solo sull'indennità compensativa, dove abbiamo in questi 2 anni quasi replicato il premio. Prima c'era un tetto, non si potevano prendere più di 7.500 euro. Ci sono aziende oggi che prendono 100.000 euro. All'alba del nuovo anno, in questo 2018, che sarà l'anno del cibo, l'iniezione di fiducia dalle nuove aziende, quasi una rigenerazione che arriva dalla terra. Sono arrivati 562 decreti per circa 90 milioni di euro. Quindi abbiamo subito in 8 mesi chiusa la graduatoria, abbiamo fatto le istruzioni, abbiamo dato la possibilità a 562 giovani calabresi di realizzare la loro azienda agricola. Eppure le polemiche non mancano, c'è chi sostiene che non funzioni nulla. Quando si cambiano le regole, è ovvio che si cambiano un modo di fare, le regole, ci sono delle difficoltà, non lo so se forse le regole piacciono a tutti o non. Noi abbiamo fatto una cosa con i bandi, abbiamo fatto trasparenza questa volta, abbiamo fatto un'informatizzazione, ognuno che ha presentato una pratica e ha dei dubbi può fare subito accesso agli atti e verificare se i documenti ci sono o non ci sono, o sono stati inviati o non. La cronaca adesso: minacce ai datori di lavoro, arrestati dai carabinieri di Corigliano Calabro, 6 cittadini albanesi titolari e dipendenti di una ditta di Rocca Imperiale avrebbero subito pestaggi e violenze per lungo tempo. Sentiamo. Ecco nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza uno dei pestaggi effettuati dai 6 lavoratori albanesi arrestati oggi a Rocca Imperiale dai carabinieri. Le accuse nei loro confronti sono estorsione, lesione e sequestro di persona. I 6 avrebbero terrorizzato il loro datore di lavoro e gli altri dipendenti dell'azienda ortofrutticola in cui erano impiegati. In quella ditta erano loro a comandare. Forti della superiorità numerica all'interno dell'azienda, avrebbero imposto ai titolari scelte imprenditoriali e anche l'assunzione di manodopera loro gradita, ricorrendo spesso a minacce, percosse e vere e proprie estorsioni. Per gli altri dipendenti e per gli stessi titolari era ormai diventato un incubo recarsi sul posto di lavoro. Così stanchi delle vessazioni subite, hanno deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Sono state avviate le indagini coordinate alla procura di Castrovillari diretta dal procuratore Eugenio Facciolla. Gli inquirenti hanno così in breve tempo riscontrato le testimonianze rilasciate dalle vittime. Nel corso dell'attività investigativa sono state acquisite le immagini di videosorveglianza che hanno documentato il clima di terrore che regnava in quell'azienda. I 6 albanesi dettavano legge, violenze fisiche e psicologiche, pestaggi e aggressioni nei confronti di chi si ribellava, e in un'occasione avrebbero anche sequestrato un autotrasportatore per impedirgli di svolgere il proprio lavoro. Adesso i 6 sono finiti in manette. Per gli altri dipendenti dell'azienda ortofrutticola e per i titolari della ditta oggi l'incubo è finito. È indagata per omicidio stradale la donna che era alla guida dell'auto che si è scontrata frontalmente con un furgone sul quale viaggiava il ristoratore di Pizzo, morto in seguito al violento impatto. L'incidente è avvenuto il 31 dicembre. Sentiamo.
Capodanno funestato da una terribile notizia che ha sconvolto la comunità di Pizzo a causa dell'incidente che ha travolto Francesco Teodoro Antonio Rondinelli, il 51enne ristoratore napitino, colpevole solo di essersi trovato al punto sbagliato nel momento sbagliato. L'incidente nella zona industriale di Maierato, alle porte di Vibo Valentia, poco dopo la curva della Rotatoria, sul tratto di strada che collega l'area allo svincolo autostradale di Sant'Onofrio. Rondinelli si era fermato sul ciglio della strada per un'avaria al motore del suo furgone. Dalla corsia opposta del suo doblò è piombata una Ford Fiesta guidata da una ventenne di Stefanacoli. Teodoro, Billy per gli amici, non ha avuto neanche il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo. L'auto lo ha travolto e poi si è ribaltata su se stessa. La giovane che era a bordo e che ha perso il controllo del mezzo ha riportato qualche escoriazione al viso ed è ancora sotto shock. L'incidente avrà risvolti giudiziari perché la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta ipotizzando l'omicidio stradale e delegando le indagini ai carabinieri. I militari della stazione di Maierato si sono subito messi al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica. Oltre a iscrivere sul registro degli indagati la ragazza, è stato disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente, mentre nelle prossime ore verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo della vittima. La salma dell'uomo infatti è ancora all'obitorio dell'ospedale Iazzolino e verrà consegnata ai familiari solo al termine dell'autopsia che gli inquirenti hanno deciso di effettuare per ricostruire ogni frammento dell'incidente. Le immagini della videosorveglianza presenti nella zona potrebbero dare una prima risposta agli interrogativi degli investigatori. Importantissima la testimonianza di una terza persona, salva e miracolosamente illesa, che ha assistito all'incidente. Si tratta di un uomo che negli attimi precedenti alla tragedia si era fermato per aiutare Rondinelli nel momento dell'impatto e che era all'interno del furgone. Gli inquirenti raccoglieranno la sua testimonianza, mentre la procura provvederà a sentire la ragazza appena si riprenderà dallo shock per fare piena luce sulla tragedia e accertare ogni responsabilità. Altri fatti, altre storie, nei nostri 100 secondi, vediamo. Persone non identificate hanno sparato un colpo di fucile contro un fuoristrada alla cui guida c'era un 52enne di Rossano che è rimasto illeso. Il fatto è accaduto in località Piana dei Venti, dove l'uomo stava transitando a bordo del mezzo. Il conducente del veicolo, preso a fucilate, nell'immediatezza, anche a causa delle grosse buche del dissesto del tracciato stradale, non si è reso conto di quanto stesse accadendo, pensando che a colpire il mezzo fossero state delle pietre lanciate da qualcuno. Solo una volta sceso da fuoristrada, l'uomo ha notato il foro sulla fiancata del veicolo e immediatamente ha allertato i carabinieri. La Procura della Repubblica di Palmi ha chiuso le indagini nei confronti di 7 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta Moneygate, che il 29 maggio scorso aveva portato agli arresti domiciliari l'ex presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino e sua figlia Ambra. Secondo l'accusa, l'imprenditore di Cinquefrondi, titolare di una società di import-export, sarebbe stato al centro di un'associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, accusata di aver commesso reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro. I carabinieri hanno arrestato e posto domiciliari a Reggio Calabria un disoccupato di 36 anni, Francesco Neri, con precedenti. L'uomo è stato bloccato dopo che con la sua auto aveva tamponato una vettura in sosta e tentato di darsi alla fuga. Sottoposto a controllo dei militari del nucleo radiomobile della compagnia, Neri è risultato in stato di alterazione psicofisica a causa dell'assunzione di bevande alcoliche. Ancora mareggiate sulla costa tirrenica cosentina e preoccupazione per i cittadini di Fuscaldo Marina che vedono le onde sbattere sul lungomare e lambire abitazioni. Gli interventi promessi e in parte realizzati nella scorsa estate non hanno sortito gli effetti sperati e la zona è ancora sotto tiro. Andiamo adesso a Taurianova per parlare di una carta d'identità elettronica. Da oggi gli uffici comunali di Taurianova rilasciano la nuova carta di identità elettronica. Il comune della Piana di Gioia Tauro, in linea con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificazione della burocrazia, introduce la cosiddetta CIE con funzione di identificazione del cittadino. Il nuovo documento di identità, finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione, ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitare la contraffazione. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l'autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Per il comune di Taurianova si tratta di un altro tassello sulla via della innovazione e della informazione della pubblica amministrazione, commenta il sindaco Fabio Scionti, che consentirà all'ente una maggiore efficienza di servizi
servizi resi al cittadino. La carta d'identità elettronica non verrà consegnata direttamente allo sportello anagrafico del Comune, ma verrà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato all'indirizzo indicato dal richiedente. Vale come documento d'identità e, se richiesto dal cittadino italiano, può essere valida anche per l'estero. Per i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, la CIE è sempre rilasciata non valida per l'espatrio. Il costo per il rilascio della carta d'identità elettronica è di €27. Adesso parliamo invece di Capodanno sicuro, imponente ed efficiente il servizio d'ordine della Questura di Cosenza, che ha garantito a decine di migliaia di cittadini, e non solo, di salutare in piazza il nuovo anno. Oltre 70.000 persone in piazza Cosenza per salutare il nuovo anno, ed è stata una grande festa senza incidenti, merito delle imponenti misure di sicurezza predisposte per l'evento, controlli capillari, vie di fuga, varchi di accesso al concerto presidiati dalle forze dell'ordine, e alla fine tutto ha funzionato al meglio. La macchina ha funzionato bene, c'è stato un impiego di personale equilibrato. Ci sono state alcune limitazioni a chi è entrato in area concertuale, però la limitazione è dovuta ad avere una maggiore sicurezza. Si è svolto un Capodanno con una sicurezza tranquilla. Gli uomini impiegati tra noi, carabinieri e guardie di finanza, sono 200, e devo dire che il cosentino e chi comunque ha preso parte a questa manifestazione ha accettato tranquillamente la limitazione di portare bottiglie, di essere controllate le borse e di entrare ordinatamente nei vari varchi. Ma c'è a livello internazionale anche l'allarme terrorismo, quindi c'erano un po' di preoccupazioni in più per questo Capodanno? Sì, preoccupazioni che poi sono venute meno nel momento in cui si è affrontato l'argomento in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sono state analizzate tutte le ipotesi e tutte le situazioni che erano sul banco, ma dall'inizio avevamo una situazione chiara che ci ha fatto vivere in tranquillità la fine dell'anno, il concerto. Adesso, come da tradizione, anche quest'anno, il 1° gennaio, si è tenuto il Galà di Capodanno nel Teatro Rendano di Cosenza. Vediamo le immagini. Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ha salutato il primo giorno del 2018 con il Galà di Capodanno. Lo spettacolo è andato al di là di un semplice concerto. Attraverso la musica, il canto e la poesia ha declinato le diverse sfaccettature del tempo: ricordo, festa, notte, speranza, ritmo. Il racconto in musica ha attraversato alcune delle più belle pagine del repertorio classico e operistico. A dirigere l'orchestra sinfonica del Teatro Rendano è stato il giovane e talentuoso maestro Jacopo Rivani. La rappresentazione del tempo di oggi, proiettato nel futuro, è stata affidata al piccolo coro del Teatro Rendano. A far vibrare le corde dell'emozione è stata la voce del soprano cosentino Mariangela Sicilia, che dal Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza, dove si è diplomata, ha spiccato il suo volo verso palcoscenici internazionali. I passaggi musicali del Galà di Capodanno sono stati scanditi da versi di poeti immortali, recitati dalla voce calda e profonda dell'attore e doppiatore Gino Manfredi, anche lui originario di Cosenza. A Castrovillari adesso per il successo del concerto della PFM. Sold out per il concerto della PFM, che al Teatro Sibers di Castrovillari ha chiuso il 2017 di prima fila. 150 minuti di nuovi lidi musicali, ma anche di sonorità ampiamente collaudate, che hanno fatto la storia della canzone della band. I Magnifici 7 hanno dato voce all'album Emotional Tattoo, una nuova strada in cui approda la band dopo 14 anni dall'ultimo disco di inediti, lavoro pubblicato in contemporanea in 2 versioni differenti. La PFM ha scelto nel suo tour mondiale dall'Italia all'America Castrovillari. Per noi è come suonare allo Spectrum di Filadelfia stasera, non è che cambia molto, sai? Perché noi siamo musicisti
Noi suoniamo prima di tutto per divertirci, per stare bene tra di noi, e quando stiamo bene tra di noi, chi è in sala, che sia allo Spectrum di Filadelfia o a Castrovillari, in questo piccolo teatro, è contento ed è felice quanto lo siamo noi. Da Impressioni di settembre a Quartiere Generale, il brano che segna il ritorno sulla scena della premiata Forneria Marconi, e il pubblico di prima fila era composto da tutti quelli che li amano e li seguono dagli anni 70, ma anche dalle nuove generazioni. All'ombra dell'ultimo sole s'era sortito un pescatore e aveva un solo colore col viso come una specie di sorriso. Un'altra tradizione è quella del bagno di Capodanno. Andiamo a vedere i primi tuffi. Come da tradizione consolidata, il tuffo di Capodanno nelle acque dello Stretto è stato anche ieri compito assolto. Un bel coraggio, certo, anche se, confessiamolo, a queste latitudini il bagno a mare d'inverno non è una cosa impossibile. Ne sono certi i circa 90 regini che vedete in queste immagini festeggiare l'arrivo del 2018 con contagioso entusiasmo. Un modo bello per sperare in un nuovo anno che sia gratificante e di maggiore vitalità. Vitalità che Reggio Calabria sembra avere perso un po' per comportamenti collettivi, un po' per incidenti burocratici. L'ultimo in ordine di tempo ha riguardato il Capodanno in Piazza Duomo saltato. Tutto accade forse per colpa dell'amministrazione comunale che comunque un bel po' di confusione l'ha provocata. La mattina del 30 dicembre con una PEC il sindaco Falcomatà ha informato gli imprenditori che da giorni animavano volontariamente Piazza Duomo con stand e avvenimenti che per la notte del 31 avrebbero dovuto sbaraccare per poi rimontare tutto la mattina dell'1 gennaio al fine di consentire ad un'associazione di organizzare la festa di benvenuto al 2018. Da qui le rimostranze degli imprenditori volontari che avrebbero dovuto organizzare l'evento come avevano fatto lo scorso anno e a costo quasi zero. Gli stessi si sono rivolti alla prefettura che ha imposto a quel punto il più che giusto altolà per motivi di sicurezza. L'associazione che avrebbe dovuto organizzare il Capodanno, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, a quel punto ha rinunciato. Insomma, un bel pasticcio. Anche a Catanzaro si è rinnovato il tradizionale tuffo di Capodanno, iniziativa dell'Associazione Calabria Un Mare d'Amore in collaborazione con l'Associazione Calabria Crema. In tanti si sono ritrovati sulla spiaggia del quartiere marinaro per salutare così il nuovo anno. A mezzogiorno in punto, uomini, donne e bambini si sono immersi nelle gelide acque del Mar Ionio. Per me è la prima esperienza, sono pugliese, ho sposato un marito calabrese e sono felice di aver vissuto questa esperienza. Bella, l'acqua è meravigliosa e auguri di buon anno. È stata un po' traumatica, però bellissima, una sensazione favolosa, dir poco. Gli organizzatori hanno voluto augurare un buon anno a tutti i calabresi attraverso un momento di festa e condivisione e quest'anno il tuffo è stato dedicato alle popolazioni delle terre di Amatrice, Accumuli e delle altre zone terremotate d'Italia. L'amore, la condivisione, lo scambio di idee, di informazioni ci deve unire, aggregare e fare di questa meravigliosa terra della Calabria una terra veramente ricca di benessere, di pace e di serenità. Il messaggio che dobbiamo trasmettere è questo. Da Catanzaro a Crotone, anche nella città pitagorica, il nuovo anno è stato salutato con un tuffo in mare. Oltre un centinaio di persone, il più piccolo di 9 anni, hanno partecipato all'iniziativa, ormai entrata nella tradizione popolare della città di Crotone. Temperature abbastanza miti per fortuna per i catanzaresi, i crotonesi e regini che hanno dato vita a questa bella iniziativa. Vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'inizio di questo nuovo anno è stato caratterizzato da una veloce e pungente perturbazione nord atlantica, che ha causato un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, ed in particolar modo sui versanti tirrenici ed interni, e che nella giornata di martedì farà sentire i suoi maggiori effetti. Si prevedono infatti piogge anche a carattere di rovescio o temporale, con nevicate al di sopra dei 1200-1300 metri, e avremo anche forti venti un po' su tutta la regione.
soprattutto sui versanti ionici e in modo più accentuato sull'Istimo dei Due Mari, Piana Lametina, versanti orientali delle Serre Vibonesi e dell'Aspromonte. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì al mattino una debolissima instabilità potrebbe ancora interessare la Calabria meridionale, ma in veloce miglioramento. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici ed interni, con piogge sparse, temperature in rialzo di alcuni gradi. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Mercoledì molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati di maestrale, mosso il Mar Ionio con venti che spireranno moderati dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.